Festa, quella di Sant'Antonio quest'anno, con tantissimi pellegrini che giungono da ogni dove, a piedi, anche sulle orme dei nostri sentieri sacri. L'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, partecipando a Gemona del Friuli alla Santa Messa celebrata nel santuario di Sant'Antonio e officiata da Don Valentino Costante nel giorno della solennità dedicata al patrono della città. Presente anche il sindaco Roberto Revelant. Il santuario di Sant'Antonio di Gemona del Friuli è il primo al mondo dedicato al santo di Padova. La presenza di quest'ultimo a Gemona al centro degli 800 anni, che saranno celebrati nel 2027, trova memoria anche all'interno dell'edificio sacro, ricostruito dopo il sisma del 1976, dove sono ancora visibili i resti dell'antica chiesa, la galleria degli ex voto e la cella del santo. Un anno questo dopo questa meravigliosa festa che ci porta appunto agli 800 anni dalla fondazione del santuario di Sant'Antonio da parte di Sant'Antonio stesso qui nel 1227 e quindi prepareremo la nostra cittadinanza e anche tutti coloro i quali vorranno venire qui con dei momenti di riflessione, di valorizzazione di quello che è ormai un riferimento non soltanto regionale ma extraregionale per tanti fedeli e appassionati. Dal santuario di Sant'Antonio prende avvio il cammino di Sant'Antonio, Gemona del Friuli Padova, itinerario di pellegrinaggio che collega il santuario gemonese alla Basilica del Santo. Il percorso attraversa il Friuli, Venezia, Giulia e il Veneto e permette di riscoprire anche cappelle votive e luoghi di devozione presenti sul territorio. Ed è un modo per riscoprire anche le nostre realtà locali, le cappelle votive e le tante realtà di devozione a Sant'Antonio che ci sono su questo territorio. Quindi oggi con grande riconoscenza ringraziamo i frati per aver organizzato così bene questa festa e auguriamo a tutti una buona festa di Santo Patrono qui a Gemona.